Buongiorno, buongiorno, sempre in diretta con Focus TG. Potrebbe esserci un motivo passionale all'origine della sparatoria in cui a Chiarano è rimasto ferito un giovane di 29 anni, ferito dal genero che poi si è dato alla fuga. Sentiamo tutti i particolari da Christian Arboit. È ancora a caccia Alex Lucchesi, il 52enne di origini sinti, che lunedì mattina ha colpito alle spalle il genero in gelateria in pieno centro a Chiarano in pieno giorno. Ricerche senza sosta da parte dell'Arma dei Carabinieri. Qui con me il comandante Stefano Mazzanti, colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, Carabinieri che sono impegnati senza sosta. Vi state concentrando su che zone in particolare, comandante? Allora, non abbiamo ancora un'idea precisa, nel senso che stiamo facendo le ricerche a largo raggio partendo da un punto che è quello appunto di San Donà di Piave, dove sono stati fermati il figlio e la compagna di quest'ultimo, dove poi abbiamo recuperato la pistola, che è quella che presumibilmente è stata utilizzata per commettere il reato. Ecco, un'evidenza, sembra un'evidenza quella che il Lucchesi ha preso il treno alla stazione di San Donà di Piave in direzione Mestre. Sì, questo è quello che sembra dalle prime ricostruzioni che abbiamo fatto, però da lì poi potrebbe essere andato in varie zone, per cui stiamo cercando di capire qual è l'area dove potrebbe trovarsi e quindi concentrare eventualmente le ricerche in quell'area. Senta, comandante, il Lucchesi, visto anche il suo curriculum criminale e delinquenziale, è un soggetto pericoloso? Può definirsi un soggetto pericoloso? È un soggetto che ha sparato in questo momento, chiaramente sempre presunzione di innocenza, però un soggetto che ha sparato a un altro, pertanto ancorché non armato, perché comunque ripeto la pistola è stata recuperata, è un soggetto sul quale sicuramente dobbiamo fare attenzione. E che, non so se si può dire, si è messo in contatto con i familiari negli ultimi giorni? No, su questo non possiamo dire niente, chiaramente manteniamo il riservo perché comunque è strettamente collegato alle indagini. Per quanto riguarda invece il movente, comandante, avete fatto luce su quello che potrebbe essere il movente di tutta questa storia? No, il movente potrebbe essere, come riferiscono anche i familiari, uno screzio che c'è stato nei giorni precedenti, ma su questa natura dello screzio dobbiamo ancora fare degli approfondimenti perché non è ancora chiaro da cosa derivi questo litigio che poi ha provocato questa reazione. Potrebbe essere quindi un banale screzio? Sì, al momento viene descritto così e su questo ci stiamo concentrando. E ci sono anche delle analisi del RIS in corso? Beh, certo, la pistola sarà mandata poi al RIS per fare gli approfondimenti sia sui proiettili che sono stati ritrovati sia su tutto quello che riguarda le analisi balistiche. L'identikit del Lucchesi è stato diramato, immagino, a tutte le armi territoriali? Beh, sì, stiamo cercando anche con l'arma territoriale nostra e anche con le altre forze di polizia, sono state allertate appunto per la ricerca di questo soggetto. Vi dicevo, un movente passionale, sembrerebbe, proprio una notizia uscita poco fa, avrebbe sparato a genero alla spina dorsale perché non gli avrebbe detto del tradimento della moglie. Il presunto aggressore Alex Lucchesi è ancora latitante, come ricordava Christian Arboit. Ma vediamo, prima della fuga, ieri Lucchesi alloggiava nelle case Ater. Negli ultimi anni, ha detto il sindaco di Chiarano, non ha mai dato problemi, per il quale resta il tema delle assegnazioni delle case. Stupore anche tra i suoi vicini. Ovviamente i nostri servizi sociali sono a disposizione di chi ha bisogno, la famiglia sta cercando di avere lavoro e quindi la nostra assistente sociale gli sta seguendo su un percorso. Era e tuttora è seguito dai servizi sociali del comune di Chiarano Alex Lucchesi, il 52enne di origini sinti pregiudicato che ha sparato al genero nella gelateria del centro per poi darsi alla macchia. Gli assistenti hanno anche in carico la moglie e il figlio di Lucchesi che con lui abitano negli appartamenti dell'Ater messi a disposizione in via Montegrappa nella frazione di Fossalta Maggiore. Ma sono residenti da qualche anno, sì, potrei dire da
oltre 5 anni. Arco temporale in cui, assicura il sindaco, non c'erano stati episodi violenti o preoccupanti. Assolutamente, persona tranquilla, anzi qualche volta si vede o si vedeva in giro a portare a spasso anche il cane e quindi persona tutto sommato ordinaria, ecco. Stupore anche tra i condomini, così un vicino di casa. Sorpreso, cioè non mi aspettavo una cosa del genere. Perché mai aveva dato segnali? Sì, appunto. C'è poi un altro punto su cui si esprime il primo cittadino e riguarda i criteri per l'assegnazione delle case ATER. Dobbiamo decidere se vogliamo essere inclusivi per tutti quanti o da un determinato punto di vista, che potrebbe essere anche il mio, fare una selezione da chi deve entrare nella comunità o chi deve rimanere fuori dalla comunità. Intanto il bar Teatro dell'Agguato ha osservato il giorno di riposo settimanale nelle immagini della videosorveglianza le sequenze della tragedia sfiorata, con i residenti increduli di fronte a tanta violenza. Non occorre andare al cinema, sala cinematografica, basta. Ma non so, è un posto abbastanza tranquillo, diciamo, non so. L'uomo è in fuga, però è stata recuperata l'arma e anche l'auto usata per l'imboscata. E nei guai sono finiti il figlio del fuggitivo e la sua fidanzata. Sentiamo da Susegana lo sfogo della moglie della vittima e figlia dell'aggressore. Neanche con una pistola hanno buttato giù mio marito, ci urla dalla finestra della sua casa di Colfosco a Susegana la moglie di Gregory Malacarne, il 29enne ferito gravemente dal suocero Alex Lucchesi, 52enne di origine Sinti, residente a Fossaltamaggiore, tuttora uccel di bosco. A cercarlo senza soluzione di continuità tra Marca, Venezia e Friuli sono i militari dell'Arma che fin da subito hanno cristallizzato la scena del crimine, un tentato omicidio all'ingresso di una gelateria nel cuore di Chiarano in pieno giorno, con dei colpi esplosi mentre il genero era di spalle accanto a moglie e figlioletti. Malacarne, dalla terapia intensiva, è stato portato in area chirurgica. Dopo una delicata operazione, la pallottola si trovava vicino alla spina dorsale. Signora, le posso chiedere come sta suo marito? Mio marito sta benissimo. Ma lei adesso... Fiore, mio marito sta benissimo. Mentre la caccia al 52enne pregiudicato per rapine, furti e aperta potrebbe essersi nascosto da amici e parenti, nei guai seri sono finiti il figlio Donovan Locato e la compagna di quest'ultimo, Deborah Polato, pordenonese, 52 anni. I due sono stati fermati grazie al sistema Targa System mentre si trovavano tra San Donaice e Salto, il primo a bordo della Seat rossa usata dal padre per l'agguato, la seconda su una Fiat Panda di sua proprietà, al cui interno è stata ritrovata una pistola Glock con matricola a brasa perfettamente compatibile con quella usata da Lucchesi. La donna è stata arrestata per porto abusivo d'arma, su entrambi il sospetto, quasi una certezza di favoreggiamento a vario titolo, e bossoli di calibro 9 sono stati rinvenuti anche all'esterno della casa di Colfosco, dove la furia di Alex Lucchesi sarebbe iniziata la notte prima dell'imboscata alla gelateria. A parlare di una notte concitata gli stessi residenti, Pietro e Stefano Zamuner, padre e figlio, sono i dirimpettai. No, rumori, ma però... Non aveva capito che fossero spari? No, non avevo capito che era... Fumate? Però colpi... Perché comunque batteva sulla lamiera. Ho sentito che le gomme sgomavano sul chiaino, sulla ghiaia. Quindi lei ha sentito delle auto sgommare? L'auto sgommare sulla ghiaia, non sull'asfalto. Dove si trova il 52enne è stato portato in qualche stazione dai congiunti. Improbabile abbia valicato il confine e resta giallo anche sul movente. Di certo i rapporti familiari erano tesissimi. La figlia di Lucchese, moglie della vittima, proferisce insulti irripetibili nei confronti dei congiunti, anche della madre. Per il momento non si tralascia nessuna pista. Servizi di Christian Arboit. Adesso andiamo a Padova per la morte di Chiara Iaconis, la ragazza che era stata uccisa da una statuetta lanciata da un balcone a Napoli proprio mentre passeggiava sotto questa abitazione. Tra un mese si spera di sapere la verità. Andiamo da Valentina Visentina e da Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te, Valentina.
Sì, buongiorno direttore. La famiglia di Chiara attende con ansia la chiusura delle indagini. 6 mesi il tempo stabilito per le indagini, e quindi dovrebbe scadere proprio intorno a metà marzo, ma potrebbe essere prorogato fino a metà aprile o addirittura di altri 6 mesi. La speranza è che comunque venga fatta presto chiarezza su quanto è accaduto alla giovane Chiara Iaconis, che lo scorso 15 settembre, mentre passeggiava lungo i vicoli spagnoli, lungo le strade dei quartieri spagnoli a Napoli, è stata colpita da una pesante statuetta di onice che l'ha raggiunta alla testa. La ragazza è morta pochi giorni dopo in ospedale per le ferite subite, ma ancora ad oggi nessuno ha ammesso la proprietà di quella statuetta, che dovrebbe essere caduta, secondo una prima ricostruzione fatta durante le indagini, dal terzo piano di un palazzo di Vico Santa Teresella dei quartieri spagnoli di Napoli. Al momento la procura, che sta indagando per omicidio colposo, è iscritto nel registro degli indagati una coppia con l'accusa anche di omessa custodia di minore, perché il sospetto è che la statuetta possa essere sfuggita di mano a dei bambini mentre stavano giocando. Statuetta che è stata ricostruita grazie ai frammenti attraverso le immagini della computer. Potrebbe essere una statuetta di un souvenir egiziano che riproduceva la dea egizia, la regina egizia Nefertiti, e però nessuno, quando è stata mostrata la foto, nessuno ha ammesso la proprietà di questa statuetta, e dunque nessuno si è fatto avanti per dare un contributo significativo e una spinta ulteriore nelle indagini. Resta il dolore di questa famiglia, che sta aspettando appunto di conoscere la verità su quanto è accaduto alla figlia lo scorso 15 settembre. Da Padova è tutto, linea allo studio. Era un destino atroce per questa splendida ragazza, piena di vita e amata da tutti. La tragedia di Borgo Veneto è ancora un giallo: la morte di Silvano Vigato e il ferimento della compagna 55enne, che si è svegliata dal coma ma che non è ancora in grado di riferire agli inquirenti che cosa è veramente accaduto. Non si spera, almeno nei prossimi giorni, di riuscire a parlarle. Sentiamo. È ormai da un mese che gli investigatori cercano di capire cosa sia accaduto esattamente a Borgo Veneto, dove Silvano Vigato è stato trovato morto nella sua abitazione, ferito da un colpo sparato dalla sua pistola e con la compagna al suo fianco, in lotta per giorni tra la vita e la morte. Il Gazzettino riporta di un interrogatorio che i carabinieri, che stanno indagando, hanno cercato di affrontare con la donna, ma senza successo. Troppi sarebbero i suoi voti di memoria, e per questo la dinamica rimane incerta e con molti punti interrogativi. La donna sta seguendo un percorso di riabilitazione, ma probabilmente è ancora troppo presto per lei per rivivere quei momenti e descriverli agli investigatori. Una delle ipotesi emerse nelle indagini è quella che Vigato abbia provato ad uccidere la donna e, credendola morta, si sia tolto la vita sparandosi. Un giallo che sembra però lontano dalla soluzione, almeno fino a quando non si potrà ripartire dalla versione della 55enne, le cui condizioni sono comunque in via di miglioramento. Servizio Federico Fusetti, ne parleremo con la criminologa Giada Vianello, perché è veramente uno dei gialli aperti sul nostro territorio. E la tragedia invece del Natisone, i 3 ragazzi che erano stati travolti dalla piena del fiume. Michela e Johan Kormos hanno ascoltato per la prima volta la voce della loro figlia al telefono con i vigili del fuoco, ed emergono nuovi particolari dagli atti di indagine sui soccorsi. Nella telefonata delle 13:36 i ragazzi restano in attesa per 6 minuti e in sottofondo si sentono urla e richieste di aiuto. 6 minuti interminabili di strazianti richieste di aiuto, urla e pianti disperati che si mescolano con le note di I'm Still Here, quando Patrizia viene messa in attesa dai vigili del fuoco nella telefonata delle 13:36, durata 11 minuti, di cui gli ultimi 6 in stand-by. Resta in linea, ti passo i vigili del fuoco. Resta in linea. Sono sempre io. Dica, signora. L'acqua si sta allargando, siamo bloccati.
mentre i soccorritori si confrontavano tra di loro sulle procedure da attivare. Chi dovevano salvarli, cioè proprio li ha messi in attesa, non li ha ascoltati, non ha ascoltato il loro grido d'aiuto. Questo che mi fa tanta rabbia. Dopo 4 minuti e 30 secondi viene messa in attesa per circa 6 minuti. Chiaramente aspettiamo anche noi spiegazioni su questo lunghissimo periodo di attesa che corrisponde quasi al tempo necessario per salvarli. Aiuto, urla più volte Christian Molnar in tedesco. Patrizia prova a calmarlo inutilmente, i minuti passano e la disperazione prende il sopravvento. Alle 13:47 la telefonata si interrompe. Ce ne sarà un'altra alle 13:48 e sarà l'ultima. Vi prego, sono sempre io, l'acqua sta crescendo, siamo solo a negare, vi prego. Per la prima volta Miaela e Johan Kormos ascoltano la voce di Patrizia implorare aiuto. Finora avevano solo letto, si erano fatti un'idea, avevano ricostruito alcune parti di quel maledetto pomeriggio guardando e riguardando foto e video ritrovati sul telefonino della ragazza. Oggi hanno ascoltato la voce. Immaginavo che mi facevano male, però ho tanto chiesto dall'inizio che volevo proprio sentire, quindi mi sono fatta coraggio e l'ho sentite. La difesa dei 4 indagati ha rinunciato alla facoltà di presentare memorie difensive dopo la chiusura delle indagini. La fissazione della prima udienza è imminente. Il pubblico ministero Letizia Puppa, titolare dell'indagine, potrebbe chiedere il rinvio a giudizio dei 4 soccorritori, che per ora restano gli unici indagati. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. Adesso andiamo a Mestre perché ci sono stati arresti per aggressioni e rapine e altri reati in via Piave. Andiamo da Ilaria Marchiori in diretta. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio così, aggressioni e rapine commesse tra dicembre e gennaio. I carabinieri della Norma di Mestre hanno portato in carcere 3 dei 5 indagati e notificato il provvedimento agli altri 2, ritenuti tutti responsabili a vario titolo di rapina aggravata, all'uso delle armi e lesioni personali aggravate. Pensate che addirittura in un caso una persona è stata aggredita da un pitbull che l'ha presa al fianco e dopodiché sono arrivati gli altri per poterlo rapinare e rubargli poco più di 200 euro. Insomma, alla fine, dopo un'indagine che è iniziata in seguito alla prima aggressione, prima rapina, si è arrivati a scoprire chi erano e si tratta di 4 tunisini e un portoghese. Qui insieme a noi c'è Giovanna Luzzi del Coordinamento Cittadini di Quartiere Piave. Benvenuta Giovanna, è una delle cittadine più attente e attive della zona e che collabora anche con le forze dell'ordine. Insomma, questo è un segnale che la zona è attenzionata. Sì, sicuramente sì. Allora sia prefetto che tutte le forze dell'ordine sicuramente stanno seguendo bene la zona, rispondono anche ai nostri appelli, perché con il programma UPOL vedo che immediatamente rispondono, quindi bisogna dire che è tutto funzionale. Se hanno fatto questo blitz va benissimo, vedo che lavorano anche molto in sintonia, quindi questo tipo di arresti vengono sicuramente calcolati, studiati nei mesi e poi portati a termine. È una strategia ovviamente delle forze dell'ordine che qui nel territorio è stata messa in atto molto bene. Abbiamo parlato con il prefetto e il questore, abbiamo salutato il minimo lunedì che sono venuti con la passeggiata della commissione parlamentare e abbiamo scambiato 4 parole, insomma un po' così. Abbiamo detto, certo, vi abbiamo segnalato alcune situazioni che loro comunque sono già a conoscenza, quindi sanno dove ci sono queste persone. E adesso con la zona rossa si nota una differenza di situazione, per cui gli abbiamo anche detto al prefetto che non sono più stanziali, quindi quelli che noi trovavamo agli angoli, qui agli incroci che stavano appoggiati ai pali, tenevano sul palo, lo tenevano fermo e non ci sono più, camminano. Hanno trovato l'alternativa, camminano con i sacchetti della spesa, sono bellini, cioè, li vedi, c'è una rotazione sempre, ci sono nuovi arrivi,
ci sono persone nuove, ma anche loro lo sanno. Però voi avete visto una differenza, un cambiamento con le zone rosse che, ricordiamo, sono state attuate sia in terraferma che a Venezia, appunto in centro storico, con l'occasione del Carnevale. Però secondo lei, a questo punto, visto come stanno funzionando, potrebbe anche essere una buona idea ampliarle in altri periodi o addirittura tutto l'anno? Sì, noi avevamo chiesto l'esercito fisso a piedi in tutta la città, perché da qui fino a Marghera, perché anche Marghera ovviamente è una zona critica, però una zona rossa così sta funzionando, sta lavorando, probabilmente bloccano le persone in stazione. Ci sono anche meno tossici quelli che i pendolari. I tossici pendolari non li vediamo più come prima, quindi ci sono meno gruppi di tossici e quindi meno tossici, e anche i pusher si muovono di più. Poi si allontaneranno, arriveranno anche a Bissuola, senz'altro, però già questo è un deterrente, funziona. Tutto l'anno sarebbe l'ideale, piuttosto che tutto l'esercito in strada, dappertutto in tutta la città, meglio le zone rosse tutto l'anno. Ecco, e vedremo se il prefetto accoglierà questo appello. Ovviamente tanti cittadini si augurano possa essere così. Ringrazio Giovanna Luzzi, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, all'operatore Simone Merlo. Delle notizie una volta tanto positive ha dato Giovanna Luzzi. Vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto con i nostri registi Andrea Basso e Italo Morao. Bancarotta fraudolenta, ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex presidente del Chievo Luca Campedelli. Avrebbe sistematicamente simulato il benessere economico della squadra per iscriverla al campionato e gli viene chiesta ragione di plusvalenze di 35 milioni di euro. Corte dei Conti, indagine sulle ricette di fentanyl. Un medico ne avrebbe fatte 300. E poi Luca Casarini e la salute del Papa. Prego Dio affinché salvi Francesco. I corvi miserabili contro la pace. Come sapete, Casarini ha denunciato di essere stato anche spiato attraverso la tecnologia Paragon. Una folle mancanza di rispetto, così l'avvocato Maurizio Paniz, che è legale di Elvo Zornitta, commenta le conseguenze dell'ennesimo rinvio per il caso Una Bomber. Si torna in aula il prossimo 15 settembre. Penso che sia una follia, un gesto di assoluta irresponsabilità nei confronti delle persone indagate. Ottenuta su richiesta dei periti la proroga di 3 mesi per la deposizione della perizia sui reperti sotto analisi e scattato l'ennesimo rinvio al 15 settembre dell'udienza per il caso Una Bomber, Maurizio Paniz, avvocato di Elvo Zornitta, non ci sta. Il legale denuncia una mancanza di rispetto verso tutti i componenti di questa lunga vicenda, fra cui gli 11 indagati che rimangono nel limbo in attesa di risposte. Non alludo naturalmente a responsabilità di giudici o PM, io dico che i consulenti che sono stati incaricati dopo 2 anni abbondanti avevano il dovere di aver depositato i loro accertamenti. È inconcepibile che non lo abbiano fatto, soprattutto per la qualità e la quantità delle questioni che sono connesse a questa vicenda, ma soprattutto per il fatto che ci sono delle persone che sono purtroppo in attesa di una risposta, anche se si sentono perfettamente innocenti, e questo mi pare che sia assolutamente non commendevole. Quindi io critico fortemente questo decorso del tempo, non approvo una situazione di questo genere e la ritengo che dal punto di vista giuridico sia irrispettosa dei diritti di tutte le parti processuali. L'ennesimo rinvio ha fatto scattare all'udienza a Trieste nella giornata di ieri la prescrizione per tutti gli attentati del 2005. Spazzate via dunque anche le possibilità di risarcimento per le vittime, tranne un infermiere di Mestre che fu ferito il 26 maggio 2006 a Caorle quando deflagrò un ordigno nascosto sotto il tappo di una bottiglia. La vicenda di Una Bomber si racchiude in 29 attentati e nessun colpevole. Ed Elvo Zornitta deve proprio la salvezza all'avvocato Paniz, che dimostrò che un lamierino di un ordigno di Una Bomber che veniva attribuito proprio all'ingegnere di Azzano X era stato volutamente
alterato il servizio di Gianluca Palladini della nostra redazione di Trieste. Adesso vediamo l'apertura di un'inchiesta per l'assurda morte di un camionista 35enne che è stato schiacciato dalla motrice del suo camion. Intanto sono stati fissati i funerali. Uniti in un abbraccio e in un tragico destino, nell'epigrafe di Thomas Gobbi, il camionista di 35 anni di Merlara, morto schiacciato dalla motrice del suo camion, la foto insieme al fratello Kevin, deceduto nel dicembre del 2015 in un incidente stradale. I funerali si terranno sabato 1 marzo alle 10:30 nella chiesa di Merlara. La fidanzata Nicole, in attesa di un figlio, ha invitato tutti i parenti e gli amici ad essere presenti con musica e motori rombanti per salutare Thomas, che fin da piccolo amava i camion. Se sarà maschio si chiamerà come il papà, ha detto la giovane. E intanto sul fronte delle indagini la procura di Verona ha aperto un fascicolo sulla morte di Thomas Gobbi, avvenuta lunedì pomeriggio a Villa Bartolomea, vicino ad un consorzio agricolo dove stava per effettuare una consegna. La procura ha sequestrato il camion, verrà affidato una perizia per ricostruire la dinamica e cercare di capire cosa sia accaduto alla motrice del mezzo. Fatalità o errore umano saranno gli accertamenti tecnici a stabilirlo. Thomas Gobbi aveva accostato il camion e aveva sollevato la motrice per verificare un possibile guasto, ma mentre stava cercando di controllare si è abbassata all'improvviso, schiacciandolo senza lasciargli scampo. Un infortunio mortale alla cantina K di Raio, siamo nel Trevigiano, la procura ha chiuso le indagini, deve rispondere di omicidio colposo la legale rappresentante Sandra De Giusti. Diverse le violazioni riscontrate. Il pubblico ministero, Giovanni Valmassoi, ha chiuso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. A 2 anni e mezzo dall'infortunio mortale dovrà rispondere di omicidio colposo la fondatrice legale rappresentante dell'azienda vitivinicola Cadiraio, Sandra De Giusti. Il grave incidente era avvenuto il 14 settembre 2023. La vittima, Marco Bettolini, 46 anni, enologo di Bassano, che era entrato nell'autoclave dove c'era del vino per salvare il collega Alberto Pin, 31enne di Cordignano, già all'interno. Il dramma si è consumato in poco tempo. Per 2 volte la vittima aveva tentato di aiutare l'amico. Poi era calato il silenzio. All'arrivo dei soccorritori Pin era grave ma ancora vivo, nulla da fare invece per il 46enne. Nella cantina di San Paolo di Piave si era consumato l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro. Le indagini dei carabinieri avevano ricostruito la tragedia grazie anche ad un video di una telecamera di sorveglianza che aveva inquadrato il luogo dell'incidente e quello che era accaduto in quei drammatici istanti. Fra le trasgressioni che sono state contestate mancavano le prescrizioni relative alle informazioni sui rischi che correvano entrando nell'autoclave, così come le misure organizzative che avrebbero dovuto far sì che in quegli ambienti saturi di azoto potessero avere accesso solo le persone formate, ma allo stesso tempo i 2 lavoratori sarebbero stati sprovvisti di ossimetro, uno strumento che rileva la quantità di ossigeno e dice se l'aria è respirabile. Non solo, ma era assente anche la segnaletica di sicurezza. Dunque l'unica indagata risulta Sandra De Giusti, legale rappresentante dell'azienda gestita dai suoi 3 figli. Ora il sostituto procuratore Giovanni Valmassoi dovrà attendere 20 giorni prima di chiedere l'eventuale rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza. Servizio di Daniela Sizzia, e dopo questi recenti infortuni sul lavoro e non c'è fine a questi incidenti, la Regione Veneto ha annunciato che è pronto il nuovo piano strategico per la salute e la sicurezza dei lavoratori e ci sarà anche un tavolo in prefettura. Domani saremo all'incontro col prefetto che ha risposto positivamente alla nostra richiesta. L'11 marzo andremo in Consiglio regionale. Non possiamo più ascoltare parole di cordoglio, parole di attenzione nei confronti del lavoro quando ci sono gli incidenti mortali, quando lavoratrici e lavoratori muoiono al lavoro. 2 incidenti mortali solo nell'ultimo mese nella nostra provincia. Venezia maglia nera che non riesce a garantire salute e sicurezza nei posti di lavoro. Come sindacato, come CGIL non abbiamo alcuna intenzione di stare a guardare. Mentre il 44enne residente a Casier resta ricoverato in gravi condizioni al centro Grandi Ustionati di Padova dopo essere rimasto folgorato mentre lavorava a Quarto d'Altino su una cabina elettrica, sindacati e politica si mobilitano. Solo pochi giorni prima un 21enne ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere a Sottomarina.
deve diventare una priorità la sicurezza, però va coltivata, nel senso che bisogna fare anche investimenti, bisogna investire di più in sicurezza, bisogna anche punire fortemente chi non rispetta le norme, perché ci sono anche casi dove purtroppo imprenditori per ridurre i costi tagliano i costi sulla sicurezza. Dobbiamo tutti quanti impegnarci a cercare di rendere la questione della sicurezza una priorità. Intanto la Regione annuncia che è pronto e andrà in giunta la prossima settimana il nuovo piano strategico regionale del Veneto per la salute e la sicurezza sul lavoro, risultato di un'attività di approfondimento svolta sia con le parti datoriali che con i sindacati, al fine di predisporre un documento condiviso che, in continuità con i piani strategici degli anni scorsi, metta in primo piano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Si è conclusa nella notte una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile. In tutta Italia 142 ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tra loro ci sono 29 minorenni. Nel corso dell'operazione sono stati tratti in arresto in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 60 maggiorenni e 13 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti e altra droga. In Veneto i controlli hanno interessato le province di Treviso e di Verona. A Treviso la polizia ha controllato circa 500 giovani, molti dei quali minori, nelle zone della stazione ferroviaria, dell'autostazione Mom, in via Roma, piazza Borsa, via Fiumicelli, via Tognolo, via Zorzetto, Giardini di Sant'Andrea e piazza Duomo. Un ragazzo è stato sanzionato in via amministrativa poiché è trovato in possesso di alcune dosi di hashish nei Giardini di Sant'Andrea, mentre un altro è stato sanzionato perché è colto in stato di manifesta ubriachezza all'esterno di un supermercato di via Zorzetto, da cui è stato allontanato. Vediamo altri titoli del Corriere del Veneto, un airbag che riguarda gli anziani, un airbag anticaduta di Dainese che ora sta tutto in una cintura, serve a prevenire la frattura dell'anca che tra gli anziani è molto ricorrente. Alice Guerra, foto dell'influencer rubate da un profilo falso. Lei sbeffeggia gli impostori, li seguo, voglio vedere cosa fanno. E poi l'anziana che scrive ai ladri: se vedete i miei gioielli vi danno poco, trattiamo. Siamo arrivati addirittura a questo, al colmo, no? Un derubato costretto a trattare per riavere delle cose a cui è affezionato, non perché fossero particolarmente preziose. E un dipendente infedele, a proposito di ladri, ha rubato scarpe di lusso nell'azienda in cui lavorava, è stato denunciato a Noventa Padovana. I carabinieri gli hanno trovato in garage 30 paia di scarpe da donna firmate Louis Vuitton, l'azienda per cui lavorava a Fiesto d'Artico nel Veneziano. Guai per un 60enne dipendente del famoso brand francese residente a Noventa Padovana. L'indagine è partita da una denuncia dell'azienda. Il responsabile dello stabilimento aveva notato ammanchi di scarpe per un valore di più di 1.000 euro al paio. Gli investigatori hanno concentrato le indagini sui dipendenti. Dopo aver raccolto numerose prove a carico del 60enne, la procura ha dato il via libera alla perquisizione in casa dell'uomo, dove sono state trovate le calzature di lusso sparite dall'azienda, un bottino del valore di 30.000 euro. L'uomo è stato così denunciato per furto aggravato e rischia anche un licenziamento per giusta causa. E la Marca trevigiana bersagliata dai ladri, davvero imperversano queste bande di predoni. Nelle ultime ore è svaligiato l'appartamento di un giocatore del Benetton Rugby e a Quinto la villetta della vedova dell'imprenditore Elio Ciabatti. La donna si rivolge al ladro, anche in questo caso dice: erano i ricordi di mio marito, non svenderli, riportameli, ci mettiamo d'accordo.
Anche l'abitazione di Matthew Gallagher, giocatore del Benetton Rugby e della Nazionale, è nel mirino dei ladri che da mesi stanno flagellando la Marca. I ladri hanno scassinato la porta dell'appartamento del giocatore rovistando nelle stanze, rubando soldi e preziosi. Indagano i carabinieri. Militari dell'Arma, ai quali ha presentato denuncia anche Luciana Fregonese di Quinto di Treviso. I malviventi sono entrati nella notte tra domenica e lunedì nella villetta dove vive, nel centro del paese, praticando un foro su una finestra. La signora dormiva e non ha sentito nulla, la porta della camera da letto chiusa dall'interno proprio per timore dei ladri. I banditi hanno rovistato nelle altre stanze della casa, riuscendo a trovare in una borsa diversi gioielli per un valore di circa 50.000 euro, oltre a parecchia bigiotteria, forse scambiata per oro. La donna è la vedova del noto imprenditore Elio Ciabatti, patron della Cabox, mancato 6 anni fa. Erano i regali che mio marito mi ha fatto in tanti anni di matrimonio, racconta, senza voler essere ripresa dalla telecamera. E quei gioielli, un anello in particolare, erano dei ricordi con un grande valore affettivo. Per questo la signora ha lanciato un appello sui social proprio al ladro: riporta le mie cose, non svenderle, ci mettiamo d'accordo. Quelle cose io non le troverò più in nessun negozio e averle perse è un grande dolore. Allora andiamo avanti ancora con i furti, ce ne sono stati 4 nel giro di poche ore a Colceresa e a Pianezze, dove i ladri peraltro avevano già duramente colpito. 4 furti nell'ultimo weekend, oltre 10 da inizio anno. Colcerese e Pianezze tornano a vivere l'incubo dei ladri che colpiscono principalmente all'imbrunire, anche se in casa ci sono persone, e che hanno 2 obiettivi precisi: denaro in contanti e gioielli. Abbiamo constatato una ripartenza di questi episodi proprio in queste settimane, sia a Colceresa sia nel comune di Pianezze, tra l'altro più o meno nelle stesse zone, quindi via Villa, via Roma, via Pilastro, poi a Pianezze ad esempio so che è stata colpita via Sandri. Insomma è preoccupante perché insomma abbiamo chiuso il 2024 con un dato preoccupante, sembrava insomma che l'emergenza fosse finita, ma negli ultimi giorni sono ricominciati questi episodi. Come sottolineato dal sindaco Enrico Costa e ribadito dal collega Luca Vendramin di Pianezze, i controlli e l'impegno delle forze dell'ordine continuano ad essere incessanti, ma non basta. Proprio ieri ho scritto in prefettura, ho coinvolto comunque anche la stazione locale dei Carabinieri, che ringrazio perché stanno facendo un lavoro enorme sul territorio e anche i cittadini lo percepiscono. Comunque so che la questione è sul tavolo del prefetto e immagino insomma abbiano già preso delle contromisure necessarie, e ringrazio per la disponibilità proprio la prefettura di Vicenza, perché ha preso in mano subito la situazione e non l'ha sottostimata, anzi. Le ipotesi sul tavolo degli inquirenti sarebbero 2. Potrebbe trattarsi di bande mordi e fuggi che, complice la comodità della pedemontana, arrivano in zona e poi facilmente fanno perdere le loro tracce. Oppure si tratterebbe di criminali del posto che agiscono, si fermano per brevi periodi e poi tornano a colpire conoscendo bene il territorio. Una tragedia a Cairano San Marco: è stato ritrovato morto nella culla un bambino di 17 mesi, e ancora una volta la morte bianca. Lo strazio di mamma e papà ha smesso di respirare all'improvviso. Ci collegheremo in diretta tra poco con Cristian Darboit e Nicoletta Rizzetto. Intanto vediamo la Corte dei Conti pesantemente sotto organico e al centro di una riforma politica che ne limiterebbe l'efficacia. È una denuncia, è un pesante grido d'allarme, quello lanciato a Venezia dalla magistratura all'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti del Veneto. Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2025 della sezione giurisdizionale per il Veneto. Ufficialmente è l'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti del Veneto, ma quello a cui si assiste a Venezia appare più come il de profundis di un'istituzione che, per bocca di chi ci lavora, avrà sempre maggiori difficoltà ad assolvere a quel compito di controllo e garanzia della corretta gestione della spesa pubblica per il quale fu fondata nel lontano 1862. Saranno sicuramente tempi piuttosto complicati per la giurisdizione contabile, proprio perché i limiti
limiti che vengono posti a questa sono veramente grandissimi e verranno proprio a togliere pregnanza alla funzione della Corte dei Conti in sede giurisdizionale. A motivare affermazioni del genere c'è innanzitutto una mole di lavoro enorme a fronte di una sconcertante carenza di personale. Ci sono 100 magistrati inquirenti in tutta Italia e solo qui nel Veneto in questo momento siamo 5 con quasi 4.000 fascicoli. Secondo una riforma in discussione alla Camera, poi questi pochi magistrati sembrava dovessero essere riorganizzati territorialmente con la soppressione di 15 sezioni regionali di controllo su 21 per accentrare l'attività in 6 sedi macro-regionali, anche se la questione pare essere superata da una nuova proposta. Ci sarebbero queste procure territoriali sostanzialmente dipendenti da Roma, che anche quelle, come dire, tolgono al territorio un ufficio che è radicato da più di 30 anni e francamente forse non è una buona idea. Pur con questo spettro all'orizzonte, a Venezia si parla ovviamente anche di tematiche più locali, come l'appalto di realizzazione delle prime paratie del Mose, l'ipotesi di corruzione nella vendita di beni del patrimonio comunale veneziano nell'inchiesta Palude, questioni riguardanti la superstrada pedemontana o le Olimpiadi di Milano Cortina. Cominciamo col dire che sono tanti amministratori e tante persone oneste che si comportano, diciamo, con legalità e con fatica portano avanti magari opere che sono veramente difficoltose. Se c'è qualcuno che si comporta male va punito, punto e basta. Servizio di Filippo Fois. Sono stati attimi di terrore in Piazzale Roma per la consigliera regionale Silvia Rizzotto, che è stata minacciata di morte da un noto senza tetto. Vediamo. Il sentimento che provo ora è proprio quello di paura di questa persona conosciuta da tanti anni che però è ancora qui, e quello che mi consigliano è: ma cerca di cambiare percorso, cambiare strada per evitarlo. Non è possibile una cosa del genere, ma soprattutto sono preoccupata per la mia incolumità. È ancora scossa Silvia Rizzotto, consigliera regionale della lista Zaia, trevigiana di Altivole, di cui è stata 2 volte sindaco. Pur essendo tristemente quotidiana, questa volta l'aggressione verbale subita dal senza tetto, che è presenza fissa di Piazzale Roma, questa volta è stata di una violenza scioccante. Ho trovato, come di consueto da diversi anni ormai, il noto clochard Pasquale Aita, il quale come sempre ha iniziato, quando vede un consigliere regionale, ad insultarlo, riempirlo di epiteti e nel caso di donne particolarmente anche in ambito sessuale. Mi ha inseguito, ha iniziato a urlare come un forsennato: devi morire. E lo urlava talmente forte che penso sia rimbombato in tutta la piazza, ma l'ha urlato diverse volte e ha iniziato a seguirmi. Io devo dire, ho cercato, non mi sono voltata, sono andata oltre, non volevo dare adito ad altre storie con lui e ho proseguito, ma ho preso veramente paura. Le goliardate che avevano inizialmente reso Pasquale un beniamino di almeno parte dei frequentatori di Piazzale Roma sono mutate nel corso degli ultimi anni in un atteggiamento più aggressivo che lo ha portato a collezionare un centinaio di denunce, tra risse, vandalismi, ingiurie, imbrattamenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Insensibile anche ai DASPO, Pasquale è stato persino oggetto di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e dopo una colluttazione nella quale erano rimasti leggermente feriti i consiglieri Giulio Centenaro e Jonathan Montanariello, le sue gesta erano finite addirittura sul tavolo del ministro dell'Interno. Ho preso veramente paura e nell'indifferenza totale di una piazza piena, Piazzale Roma, alle 9:50 di un martedì mattina. Questa indifferenza mi ha fatto davvero male, ma soprattutto mi ha fatto male la paura che ho provato. Adesso vi mostriamo un video di un ragazzino che si è buttato da una seggiovia per sfida, per filmare questo gesto e poi postarlo sui social. È un video della polizia, è accaduto su una pista del Bellunese, è un salto di qualche metro, e quindi anche là diciamo, il rischio di procurarsi delle ferite, e questo è un video diffuso dalla polizia di Stato.
Caso Paragon, anche i messaggi tra il cappellano di bordo della ONG Mediterranea e la parlamentare dem trevigiana Rachele Scarpa sono stati intercettati dal sistema di spionaggio, intercettato anche Luca Casarin, che è il capo della Mediterranea. Un fatto gravissimo, ha detto la parlamentare, che dice: farò controllare il mio telefono. Sentiamola. Indirettamente è poco ma sicuro che sia avvenuto questo nel momento in cui sono stati intercettati anche gli attivisti Beppe Caccia e Don Matteo Ferrari. Ci sono anche i messaggi della deputata trevigiana Rachele Scarpa, tra quelli finiti nella rete degli italiani spiati dallo spyware militare dell'azienda israeliana Paragon. Si tratta di scambi avuti con Don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della ONG Mediterranea Saving Humans, con cui Scarpa, in virtù del suo lavoro, ha continui scambi. Come molti parlamentari, infatti, c'è la completa reperibilità nel momento in cui viene intercettato un barcone in difficoltà. Le ONG, che hanno una rete dove ricevono segnalazioni molto capillare di prassi quando c'è una situazione del genere, inoltrano questa segnalazione ai parlamentari che sollecitano attraverso i loro canali l'intervento della Guardia Costiera italiana. E questo significa che se il loro telefono è stato intercettato e spiato, anche quelle conversazioni inevitabilmente sono state oggetto di questa attività di spionaggio, in apertissima violazione dell'articolo 68 della Costituzione. A questo proposito è stata presentata dalla deputata un'interrogazione parlamentare. Intendo anche mettere sotto il vaglio e verificare il mio dispositivo. Sono stata anche molto attiva io quest'autunno su diversi temi sensibili, sull'immigrazione in particolare rispetto ai CPR in Albania. Rispetto a questi miei viaggi, insomma, ho ricevuto anche degli attacchi piuttosto diretti, ho ricevuto attacchi frontali, diciamo, da tutta Fratelli d'Italia in quella fase delicata in cui ero fisicamente in Albania, e mi chiedo se questo, sai, con il senno di poi, alla luce di tutto quello che sta accadendo, ovviamente mi desta un po' più preoccupazione. Rachele Scarpa ai nostri microfoni. Intanto continua la corsa verso le elezioni regionali, si voterà nell'autunno di quest'anno. Forza Italia ha presentato 2 nuovi iscritti, Alessandra Dini, già vice sindaco di Noale, e Andrea Causin, che proprio con il partito guidato da Flavio Tosi era stato eletto senatore, era stato anche nel Partito Democratico, adesso torna in Forza Italia. Sentiamo Francesco Rattai. Diciamo che non voglio fermarmi a 5 perché abbiamo raccolto nel 2020 il 3,5% alle regionali, nel 2022 poco più del 6,5%, nel 2000 alle ultime europee del sottoscritto, quindi l'anno scorso, nel 2024, abbiamo raccolto quasi il 9%, quindi stando fermi facciamo più del 10%, però siccome ci sarà qualcuno anche nel centrodestra che alle ultime elezioni regionali, alle ultime elezioni politiche aveva raccolto dei numeri molto più alti e adesso raccoglierà meno consensi perché così sta dicendo, insomma, l'elettorato, è chiaro che una buona parte di quel consenso di centrodestra tornerà a Forza Italia. Un obiettivo importante è quello di Forza Italia alle prossime regionali, lavorando in maniera pacata, dice il segretario regionale Flavio Tosi. Non si nasconde il coordinatore regionale mentre presenta 2 nuovi iscritti a Forza Italia, Andrea Causin, già parlamentare, e Alessandra Dini, già vice sindaco di Noale. Se per la Dini è un passaggio dal civismo alla politica, quello di Causin è un ritorno alla sua casa politica, anche se, assicura, non gli interessa un posto in Consiglio regionale. Ho fatto una scelta di dedicarmi al lavoro, quindi non prevedo nel medio breve di fare campagne elettorali. È chiaro che darò una mano, questo sì, perché ci sia un bel risultato, soprattutto in provincia di Venezia, ma anche in provincia di Treviso, dove ho un po' di rapporti, un po' di legami. Ecco, io penso che il risultato di cui parlava Flavio Tosi, cioè che si parte dai 5 consiglieri ma si possa anche crescere, sia assolutamente alla portata di mano. Venezia e la sua provincia saranno centrali nella prossima importante sfida delle elezioni regionali. Partiamo da queste basi per avere interlocutori seri, professionali, validi e competenti per quella che, come diceva, sarà la sfida importante nel post Zaia e quindi delle regionali che diventeranno assolutamente competitive, e quindi abbiamo bisogno proprio di mettere in squadra persone competitive che a casa propria o nel proprio territorio siano riconosciute come amministratori capaci.
Torniamo alla cronaca, andiamo in diretta a Cairano San Marco per la morte del bambino di 17 mesi ritrovato nella sua culla dalla madre. Andiamo da Cristian Raboit e da Nicoletta Rizzetto. A te, Cristian. Sì, direttore, buongiorno da Cairano di San Marco. Siamo in casa di questa famiglia provata dal dolore che adesso chiede chiarezza. Fino a qualche istante fa era qui con noi la mamma Daniela, ma che non ce la fa, ed è più che comprensibile, è enorme. Lo strazio per la morte di questo piccolo di 17 mesi. Lunedì mattina sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, ma per il piccolo non c'era più nulla da fare. Qui con me è rimasta la zia paterna, la zia Daniela, anche lei si chiama Daniela, e insomma che sta portando il suo conforto ai familiari, a papà a Giorgio e appunto a mamma Daniela. Sì, buongiorno, non posso aggiungere altro, cioè nel senso noi siamo qua con loro e cerchiamo di stare tutti insieme con i bambini, con mio fratello, mia cognata, i nostri genitori. E quello che è successo, non ci sono parole per descrivere il dolore. Anche dei fratellini, il bimbo sanissimo, vivace, giocava, al mattino si è svegliato, hanno accompagnato l'altro fratellino a scuola, sono tornati, ha mangiato, quindi non ha dato nessun segno di malore, di stanchezza magari, o niente, cioè lui praticamente ha mangiato, si è addormentato e mia cognata l'ho controllato più di una volta perché l'ho scoperto anche magari per non sentire troppo caldo, cioè non è che l'ho lasciato là quando che è andata a svegliarlo, proprio perché il tempo passava, quindi gli sembrava strano che dormisse così tanto. Quando l'ha trovato appunto il bambino, poi ci ha spiegato poco fa sua cognata, non respirava più, di lì la mobilitazione di uomini e mezzi è stata anche tempestiva, un intervento tempestivo. Subito, credo 5 minuti neanche, perché sono qua vicini tra l'altro, e hanno iniziato subito già in casa, poi nell'ambulanza qui davanti e pronto soccorso sono andati avanti tanto tempo, perché li ho seguiti a Montebelluna e loro ancora continuavano a provare. Ora voi chiedete un'autopsia perché volete chiaramente chiarezza su questa vicenda, volete conoscere i motivi che hanno portato al decesso del figlio. Io capisco mio fratello, cioè è normale che ti chiedi perché il giorno prima sono andati a vedere i cari, cioè giocava, ogni sera, era una cosa tra di loro, di quei fratellini, giocava, correva, e aveva anche imparato a chiamarli quasi per nome, cioè come dire, non puoi accettare, lui vuole una risposta, loro vogliono una risposta. Anche lei come zia, immagino. Ma tutti, non solo noi, i parenti, gli amici, che sono tutti qui ogni giorno con loro, facciamo quello che si può. Noi tra l'altro stiamo sentendo proprio in questi minuti, e lo sapremo magari nel pomeriggio, anche la posizione dell'ULSS 2 in merito alla necessità di effettuare questa autopsia. Per il momento registriamo la richiesta di questi familiari e ovviamente siamo qui a testimoniare il loro dolore, il loro sconcerto per questa perdita prematura. Grazie alla signora Daniela, grazie ovviamente ai genitori che ci hanno aperto la porta di casa loro in questa giornata di strazio. Direttore, con Nicoletta Rizzetto da Cairano di San Marco ti restituisco la linea. Grazie Cristian Raboit, Nicoletta Rizzetto e alla famiglia per la sua disponibilità in un momento così tragico. Voltiamo pagina, andiamo a Vicenza, dove la TAV sta avanzando e i cantieri stanno per giungere in città nel quartiere Ferrovieri. Il Comune ha affidato uno studio all'Università UAF di Vicenza che rivela le
preoccupazioni di imprenditori e commercianti. Per noi sono andati Daniele Garbin e Simone Squarcina. Siamo vicini alla linea ferroviaria Milano-Venezia, in prossimità del quartiere San Lazzaro e il quartiere Ferrovieri, che sono i primi che saranno interessati dall'arrivo dei cantieri della TAV. La preoccupazione dei cittadini: sullo sfondo si vedono il quartiere San Lazzaro, i condomini, quelli che sono occupati dagli inquilini in affitto che non hanno ancora trovato alternativa. Da questo lato invece dei ferrovieri abbiamo anche sentito le voci dei commercianti che sono preoccupati, si interrogano su quello che sarà poi il destino. Alcuni decidono di restare, altri invece approfittano di questa grande rivoluzione per cambiare. Ecco, le preoccupazioni le abbiamo raccolte in un servizio. Io chiuderò a breve. Diciamo che la TAV è solo un implemento, un peggioramento della situazione, perché qui già la zona non è proprio così viva, però sicuramente la TAV darà una mazzata pazzesca. Noi no, nel senso che ho seguito le riunioni, quindi noi in teoria non dovrebbe toccarci tanto, ecco. Quindi per il quartiere? Per il quartiere sicuramente sarà un bel casino. Sicuramente porterà confusione e casino. Beh, io per quanto riguarda la TAV sono contento che finalmente si cominci il raddoppio ferroviario fino a Vicenza e spero anche fino a Padova. Non ho grosse preoccupazioni, perché diciamo che il quartiere Ferrovieri può trarne vantaggio sicuramente per la riconnessione con il resto della città. Io sono un po' così, un po' dubbioso sul fatto di questa linea di autobus elettrici che attraverseranno Vicenza da ovest a est. Vedremo, saranno anni un po' difficili, però dopo si vedranno dei cambiamenti, dei risultati secondo me ottimali. Quindi è fiducioso, un po' butta il cuore al di là dello Stato. Sì, dai, sì. Il nostro pezzo di strada di via Vaccari sembra poco interessato a queste problematiche, perché sì, abbiamo il cavalcavia che dovrebbe andare giù, però ci hanno garantito, quelli del FIS, delle Ferrovie dello Stato, che prima verrà fatto il sottopassaggio qua più avanti alla zona industriale e anche eventualmente il sovrappasso. Bisogna che i lavori partano, così ci rendiamo conto della situazione come va a finire, perché qua molti commercianti sono indecisi sul da farsi, cosa fare, perché se qua vengo a passare cambio continuamente, siamo rovinati noi qua. Non questo rischio. Esatto, noi siamo rovinati, perché dopo non lavoriamo più. Da Vicenza andiamo a Bassano del Grappa, dove il comune ha dichiarato guerra ai vandali e ai graffitari. Sentiamo. Atti vandalici lungo il Brenta, graffiti sui muri, insomma in città continuano episodi di degrado, episodi anche di deturpazione di quello che è il bene pubblico. Noi siamo in compagnia dell'assessore alla sicurezza di Bassano, Alessandro Campagnolo, e partiamo proprio da una segnalazione, ovvero quella di alcuni graffiti giganti comparsi da un giorno all'altro lungo il Brenta, per affrontare insieme la questione sicurezza. Assessore, questa è la situazione che si è palesata lungo il fiume. Sì, questo conferma quello che già stiamo cominciando a considerare con molta attenzione con le varie forze dell'ordine, che quella è una zona, in particolare la zona che confina proprio con questa centralina, con l'ex convento dei frati, con il centro di ricovero di Casa San Francesco. Stiamo valutando con molta attenzione per fare delle attività di osservazione e di intervento costante, non dico quotidiana ma quasi. È chiaro che quello che lei mi sta mostrando conferma che rischia di diventare un po', come ci hanno già segnalato alcuni cittadini in zona, c'è il rischio che diventi un ghetto, quindi dobbiamo monitorare la zona e martellarla di controlli per capire come intervenire e soprattutto come interrompere questo meccanismo.
L'assessore Campagnolo è intervenuto in maniera puntuale anche su un'altra questione legata alla sicurezza. Ci spostiamo nella zona delle scuole, del centro studi, anche lì come promesso sono partiti più controlli anche a sorpresa. Quello è uno dei posti di Bassano dove, Assessore, bisogna intervenire forse con più attenzione. È il posto fondamentale per lanciare un messaggio preciso ai ragazzi che abbiamo a cuore il loro percorso ma soprattutto è anche giusto che sappiano che chi sbaglia paga. Quindi controlli a sorpresa, telecamere molto attente e contatto costante con chi dirige gli istituti. A breve il sindaco li inviterà in comune e cominceremo un dialogo che sia un dialogo foriero di proposte e anche di massima attenzione. Non dimentichiamo che in centro studi c'è una situazione che poi si può anche travasare in centro storico o lungo il Brenta, come lei mi sta ricordando. I ragazzi si possono organizzare, ma non è questo il modo. Quindi sappiano che la nostra attenzione è puntuale e programmata per evitare che ci siano situazioni che non si sa più come risolvere. Quindi massima attenzione da parte delle forze dell'ordine, anche lungo il Brenta, anche al centro studi. Telecamere in futuro verranno posizionate anche nella zona interessata lungo il Brenta. Abbiamo fatto anche un intervento costante su Casa San Francesco per evitare che diventi un ricettacolo di gente che non ha nessun rispetto di chi viene ricoverato. 2 minuti di pubblicità e torniamo subito da voi, a tra poco. Schiuma gialla ed esalazioni maleodoranti nel quartiere di San Michele a Bassano del Grappa. Sentiamo Alex Giuliano. La preoccupazione dei residenti torna a fuoriuscire ed espandersi dall'ormai tristemente famoso tubo di scarico dell'acqua di via Morelli a San Michele, finito agli onori della cronaca per la questione PFAS. Eh già, perché da alcuni giorni quel tubo scarica acqua gialla e schiumosa in un fossato ed è subito scattata l'allerta di chi vive in quartiere, ma non solo. Il comitato ha immediatamente avvisato l'amministrazione, che a sua volta è intervenuta attivando ARPAV e gli uffici per i controlli previsti. Ma è proprio su questo aspetto che il comitato di quartiere chiede maggior trasparenza e condivisione, perché l'amministrazione aveva annunciato a suo tempo che ARPAV sarebbe intervenuta con monitoraggi periodici e sistematici in quel punto di prelievo, controlli su cui ad oggi si sa poco o nulla. Noi siamo in attesa appunto di avere notizie su questi controlli trimestrali, perché dall'ultima verifica effettuata e dalle ultime analisi che ci sono state, che ho visto anch'io insomma al tavolo con ARPAV, ETRA e tutti gli altri enti, non abbiamo più avuto notizie, sicché quello che mi sento di dire come consiglio di quartiere, per assicurare anche la gente che chiama ogni minuto preoccupata e in cerca di risposte, è di avere appunto questi monitoraggi. Insomma, il sindaco si era espresso dicendo che appunto si impegnava a fare questi monitoraggi trimestrali e al momento non abbiamo evidenza di questa cosa. Anche l'opposizione insorge e chiede a gran voce al sindaco e alla maggioranza di dare risposte precise su una questione che necessita di chiarimenti. È normale che i cittadini si rivolgano all'istituzione per avere delle risposte che tra l'altro erano state in qualche maniera promesse ancora in autunno, a settembre. Ci avevano detto che il lavoro della commissione tecnica avrebbe attuato un monitoraggio frequente, cosa che ci risulta non essere avvenuta. È già stato certificato essere un punto contaminato da PFAS. Vogliamo essere certi che le analisi scongiurino questa cosa, o comunque ci dicano com'è la situazione oggi, cioè a che livello siamo con l'inquinamento, che era quello che dovevano fare e che ad oggi non è stato fatto.
Lo scempio del progetto di una nuova centralina nel fiume del Brenta, persino il presidente regionale del CONI si oppone. Il Brenta palestra di campioni, il Brenta luogo di natura e di svago, il Brenta cuore e identità di un territorio rischia di essere menomato dallo sfruttamento idroelettrico con una nuova centrale che spezzerebbe il suo caratteristico flusso torrentizio, riducendo o forse azzerando le tante attività che vi si svolgono. Ad alzare la voce stavolta è il massimo rappresentante dello sport regionale, il presidente veneto del CONI, Comitato Olimpico Nazionale. Credo che rovinare un sito che ha la qualità di aver prodotto, tra virgolette, medaglie oro olimpiche, sia uno spreco di risorse e denaro. Il presidente del CONI sottolinea l'importanza delle acque del Brenta come luogo centrale dell'attività sportiva e sociale, un sito importante per tutto il territorio. Che lavora con i giovani, lavora con i disabili, riguarda sia il rafting che la pesca sportiva, che la canoa fluviale, riguarda in pratica tutto il mondo dello sport, perché ogni cellula è vitale. Vanno tutelati non solo i campioni del passato, del presente e si spera anche del futuro, ma tutti coloro che per diletto e passione si avvicinano alla pratica sportiva o vogliono provare il contatto diretto con la forza materna del fiume. Ponchio ritiene che il progetto di una centralina sia uno spreco di risorse e denaro. E soprattutto butti al vento il lavoro di tanti uomini volontari e uomini donne che hanno lavorato per lo sport e per costruire sia risultati agonistici, ma soprattutto per contribuire a creare dei buoni cittadini del futuro di cui abbiamo tanto bisogno. Tutti i residenti di Marostica hanno ricevuto una lettera firmata dal Comune e da Poste Italiane. Vediamo perché. Di fatto la cosa che manca e fa quasi ridere, se lo pensiamo, sono i numeri civici e i nomi sui campanello per avvisare della residenza. È per questo motivo che il Comune di Marostica e Poste Italiane hanno scritto a tutti i residenti una lettera congiunta per chiedere che siano chiari ed evidenti gli elementi principali per consegnare pacchi e corrispondenza. Di fatto negli ultimi 3 anni si è resa sempre più difficile la comunicazione di quelle che sono le informazioni da parte dell'ente e anche l'avviso dei pagamenti da effettuare, con moltissime raccomandate che tornano indietro. Questo un po' dovuto al cambio generazionale che c'è all'interno del servizio postale, ma dovuto anche al fatto che nel nostro territorio, anche particolarmente collinare, quindi anche complesso, molte volte non si riescono a trovare civici o riferimenti minimi per quanto riguarda la consegna all'utenza di quello che è la propria posta. Nella lettera si sottolinea che è responsabilità del contribuente assicurarsi di mettere in atto le condizioni minime per il recapito della posta. Le informazioni basilari come queste servono proprio ad evitare un danno economico agli stessi residenti, per cui chiediamo un aiuto, una collaborazione da questo punto di vista. Servizio di Mirko Cavallin. A Padova qualcuno ha pensato che si trattasse veramente del sequestro di un pullman da parte di terroristi, invece erano scene da film in zona industriale a Padova, con il questore di Padova che aveva disposto un'esercitazione con l'impiego del negoziatore. Sentiamo. Lo scenario della zona industriale, un autobus pieno di persone prese in ostaggio da 2 criminali che hanno fatto irruzione nel mezzo pubblico armati e lo hanno costretto a fermarsi. Scatta il blitz e la lunga trattativa, fortunatamente, non è la realtà ma la simulazione di quello che potrebbe essere una situazione di grave emergenza. L'esercitazione, messa in campo dalla Polizia di Stato, ha visto impiegate anche le volanti, il reparto prevenzione crimine e le UOPI, le unità operative di primo intervento. Centrale la figura del negoziatore che deve risolvere la situazione in modo non cruento. L'anno scorso l'esercitazione si era svolta in un supermercato. Anche in quel caso la simulazione prevedeva l'intervento del negoziatore che doveva trattare la liberazione dei clienti presi in ostaggio. Questa volta il contesto è quello del mezzo di trasporto pubblico.
Esercitazioni che sono fondamentali in una provincia come Padova, caratterizzata dalla presenza di numerosi insediamenti industriali ed obiettivi sensibili di rilevanza nazionale e strategica, una città con importanti flussi turistici legati anche ai pellegrinaggi religiosi alla Basilica di Sant'Antonio e caratterizzata anche dalla presenza di luoghi di culto ebraici come la sinagoga e il Museo della Padova ebraica, che nell'attuale contesto geopolitico rappresentano obiettivi sensibili. Esercitazioni come quella messa in scena in zona industriale rappresentano quindi l'opportunità di non farsi trovare impreparati di fronte a scenari critici. Servizio di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova. Adesso vediamo la visita in Veneto della Commissione parlamentare europea che si occupa di industria, ricerca ed energia. Dopo Marghera tappa alla Quascom di Cassola, dove è stato sviluppato il ricettore spaziale Lugre, che il 2 marzo proverà ad atterrare sulla Luna. Era l'alba del 15 gennaio quando a bordo della navicella Blue Ghost è iniziato il suo viaggio verso la Luna il ricevitore spaziale Lugre, studiato dai tecnici della bassanese Quascom. Dopo 16 giorni trascorsi nell'orbita lunare, il 2 marzo si proverà all'allunaggio e alla Quascom, dove si è recata in visita la Commissione ITRE per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo, sale l'attesa. Siamo tutti in attesa e gli operatori sono giorno e notte nel Mission Control a seguire le attività e le operazioni e quindi andrà come andrà, però il nostro successo l'abbiamo fatto e lo spazio è sempre una sfida. Le possibilità di riuscita sono al 50%. Nel frattempo un primo record è stato battuto sul calcolo della posizione detenuto sinora dalla NASA a 200.000 chilometri di distanza dalla Terra. Siamo riusciti a calcolare la posizione prima a 331.000 km di distanza e recentemente dal 19 febbraio in cui la navicella ha iniziato a girare attorno alla Luna siamo riusciti a calcolare la posizione a 401.000 km di distanza, un record mai fatto prima. Una start-up dove molti professionisti arrivano dalle università del nord-est. Grazie all'Università di Padova, all'Università di Trento, da cui escono, in brevissimo tempo riescono a venire da noi anche neolaureati e lavorare su questo tipo di tecnologie direttamente a contatto con tutte le agenzie governative. Un Veneto che con la vicina Lombardia rappresenta il fiore all'occhiello dell'industria italiana. Abbiamo visto tante cose come industria italiana è molto forte in questo spazio, in questi shipping e spero che possiamo organizzare anche nel Parlamento collaborazione, perché Europa è per collaborazione. Alessandro Scarpa Marta, delegato dal sindaco Brugnaro alle Isole, annuncia importanti novità per Pellestrina, in particolare dalla polizia lungo i Murazzi, l'intervento sulla diga subacquea, lavori che hanno preso avvio in questi giorni. Sentiamo tutti i particolari da Lorenzo Maier. Sono partiti i lavori di pulizia lungo i Murazzi a Pellestrina. L'intervento di rimozione della sabbia è iniziato dalla parte sud e procede ora a passo spedito verso il centro di Pellestrina per poi raggiungere anche Porto Secco e San Pietro in Volta. L'intervento è a cura del Provveditorato Opere Pubbliche con la collaborazione del Comune di Venezia e attraverso il Consorzio Venezia Nuova, che in veste di concessionario cura il progetto. Un risultato, quello dell'avvio ai lavori, secondo il consigliere comunale Alessandro Scarpa Marta, delegato del sindaco alle Isole con un ruolo chiave in questa operazione, atteso da tempo in isola, che consentirà anche un accesso più facile alla spiaggia per tutti. E verrà fatto a Pellestrina, dove già sono iniziati i lavori, a Porto Secco e San Pietro in Volta. Così i cittadini, gli anziani, i bambini potranno finalmente passeggiare. Si tratta di un lavoro molto importante, erano 15 anni che facevamo le richieste appunto di fare questa pulizia. Finalmente ci siamo riusciti. C'è poi anche la manutenzione della diga subacquea, detta diga Soffolta, con un finanziamento di 5 milioni di euro, scadenzato in 3 lotti. Ma qual è l'importanza della diga? Il ripascimento della diga Soffolta. Che cos'è la diga Soffolta? È una diga subacquea che sta a largo di Pellestrina, a circa 400 metri di distanza dalla costa, e
e questa serve a proteggere appunto dalle alluvioni, dalle mareggiate. Quindi verrà ripristinata come era una volta, ci sono 5 milioni di euro di lavori per quanto riguarda il ripristino, la ricarica dei sassi della diga sottofolta, poi mancherà alla fine di tutto, quindi il prossimo anno, anche il ripascimento della spiaggia, quindi verrà fatto anche appunto un ripascimento della spiaggia messa un po' in ordine. Restiamo a Venezia perché impazza il carnevale. Noi siamo andati con Ilaria Marchiori a vedere lo straordinario atelier in piazza San Marco di Antonia Sauter e ne abbiamo ammirato la bellezza delle sue creazioni. Vediamo. Elemento che non deve mancare è sicuramente la capacità di andare al di là degli schemi. Questo è perché questo è il carnevale, un po' la trasgressione. Questo deve essere l'approccio per entrare nel carnevale dedicato a Giacomo Casanova, parola della grande stilista veneziana ideatrice del ballo del Doge e delle serate al casino Antonia Sauter. Le sue creazioni sono ispirate ai personaggi e alle regine della Serenissima, alle fiabe, alla fantasia, realizzati con tecniche artigianali, in preziosi velluti, broccati, inserti preziosi a disposizione nel suo atelier da sogno in piazza San Marco. Piazza San Marco perché la piazza San Marco è il palcoscenico ideale di questo nostro carnevale. Quest'anno è stato realizzare un sogno, perché in realtà tutti i miei costumi, che sono testimonianza di questi anni di gioia, di lavoro gioioso e giocoso, sono qui a rappresentare questi più di 30 anni di lavoro e di grande passione. Sabato, nella splendida location della Scuola Grande della Misericordia, il sogno del carnevale andrà in scena al ballo del Doge, il primo in maschera che ha riportato in auge l'atmosfera sfarzosa dell'aristocrazia veneziana durante la Serenissima, giunto alla 32esima edizione. Quest'anno ho messo in scena la mia ossessione. Perché? Perché Carnival Couture è come una grande parata, una grande sfilata di moda. Il grande valore del carnevale è proprio questo, tutto il lavoro che c'è dietro, perché mi piace far capire al mondo, mostrare al mondo che noi in fatto di carnevale siamo davvero i migliori. E ancora a Venezia perché alla Scuola Grande di San Marco, nel compendio dell'ospedale civile di Venezia dei Santi Giovanni e Paolo, si realizza un progetto speciale dell'archivio storico della Biennale di Venezia. Vediamo di cosa si tratta ancora Lorenzo Maier. La Biennale porta in scena come un fatto d'arte il commento al Vangelo secondo Giovanni, succederà a Venezia dal 5 al 9 marzo e poi con altrettante 5 repliche dall'11 al 15 marzo, grazie a un progetto speciale dell'Archivio Storico della Biennale di Venezia, coordinato dalla vice direttrice generale avvocato Deborah Rossi, un appuntamento fortemente voluto dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco. Cornice delle serate sarà la Scuola Grande di San Marco nel complesso monumentale dell'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia. Abbiamo affidato a Pocetti, che è stato il regista di un altro fortunato capitolo della storia della Biennale, ovvero il Prometeo, abbiamo affidato a lui la regia per costruire attraverso il confronto con Mastro Eckhart questo capolavoro che diventa fatto d'arte. Avremo la possibilità di ascoltare la parola limpida e pulita di Mastro Eckhart, un po' come poteva capitare ai contadini della Foresta Nera quando, radunati sotto al suo pulpito, ascoltavano le sue prediche. Dopo il Prometeo, riproposto lo scorso anno, un nuovo appuntamento da non perdere per tutti i veneziani. Ad introdurre le serate anche il cardinale José Tolentino de Mendoza, a chiudere il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Tra gli ospiti anche l'ex sindaco e filosofo Massimo Cacciari.
Allora, andiamo in pubblicità con Andrea Basso, Italo Morau, torniamo subito, state con noi, poi dovremo collegarci con Teatro del Monaco di Treviso perché Marco Goldin sta presentando questa mattina, sta presentando una grande mostra sugli impressionisti. State con noi. Gli ecocompattatori attivi tra pochi giorni a Bassano del Grappa. Sentiamo i dettagli. Gli ecocompattatori arriveranno e funzioneranno. Lo fa sapere Etra in riferimento all'ecopiazzola già pronta e abilitata in quartiere 25 aprile nei pressi del Palangarano, e lo stesso vale per la medesima area di San Vito, anch'essa realizzata e conclusa coi fondi e nei tempi del PNRR, ovvero entro il 31 dicembre scorso. Mancano solo alcuni dettagli meramente tecnici da mettere a punto e per l'installazione nelle aree già assegnate è davvero questione di pochi giorni. Poi il nuovo sistema, che non sostituirà la raccolta porta a porta, anzi la affiancherà potenziando il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entrerà a regime portando benefici a tutti gli utenti. Le piazzole saranno sempre accessibili dalla strada, senza limitazioni di orario e con la possibilità di conferire liberamente i propri rifiuti utilizzando la tessera Etra, ovviamente rispettando le regole sulla differenziazione. Mentre a San Vito l'area sgambamento cani adiacente all'ecopiazzola continua ad essere regolarmente utilizzata, in quartiere 25 aprile c'è da sistemare la convivenza tra il salice piangente e uno dei nuovi lampioni. La situazione che abbiamo documentato è certamente paradossale, ma provvisoria. Ancora a suo tempo ovviamente avevamo segnalato ad Etra l'anomalia del progetto. È anche vero che il progetto iniziale prevedeva il taglio del salice piangente, è chiaro invece che abbiamo preferito farlo mantenere e di conseguenza dovremo spostare il lampione, lavorazione che verrà fatta nei prossimi giorni. L'assessore Viero nell'intervista di Mirko Cavallin. Adesso parliamo di Leone Nadali, 7 anni, di Treviso, che è uno dei più giovani giocatori di carte Pokémon ed è appena rientrato dalla competizione europea che si è svolta a Londra dal 21 al 23 febbraio, piazzandosi al 142esimo posto su circa 300 partecipanti nella sua categoria. Sentiamo Edi Kaliman. Eccoci qua, Leone. In autobus. Leone Nadali, 7 anni, tra i più piccoli partecipanti all'European International Championship di Pokémon, uno degli eventi più prestigiosi del famoso gioco di carte. Circa 5.000 i giocatori provenienti da ogni parte del mondo. Nella categoria junior, Leone si è qualificato 142esimo su 280 giocatori con un bilancio di 4 vittorie e 4 sconfitte. Dopo i mondiali di Honolulu della scorsa estate, Leone non è nuovo a competizioni internazionali, seguito dall'amico Alberto Zamuner di 14 anni di Casale sul Sile, arrivato 88esimo su 324 partecipanti nella categoria senior. Ottime posizioni per i trevigiani che di rientro dalla competizione europea sono già pronti a tutte le prossime sfide a colpi di sfera Poké. Allora adesso andiamo in diretta a Treviso, a Teatro Mario del Monaco, perché c'è Anna De Roberto con l'operatore Francesca Pezzo e Marco Goldin che ha appena presentato la nuova mostra sull'impressionismo. A te Anna. Sì, eccoci direttore, buongiorno dal Mario del Monaco. Allora, alla mia destra c'è Marco Goldin, intervistato da alcuni colleghi, alla mia sinistra, un po' più in là, c'è Mario Conte, intervistato da altrettanti colleghi. Qui accanto a me, invece, direttore, abbiamo Federico Capraro, presidente Ascom Treviso, ed è una presenza importante perché da questo palco lo stesso Goldin ha voluto ringraziare e onorare Ascom, così come l'ha fatto Mario Conte, perché i commercianti hanno voluto con forza sostenere questa mostra, perché è una mostra che come dire, potrà portare finalmente quell'indotto incredibile che hanno saputo portare le mostre di Marco Goldin a Treviso.
Sì, noi ci crediamo come Ascom Confcommercio Treviso. La notizia del ritorno di Marco Goldin a Treviso, per noi la notizia è di una grande mostra, di un livello straordinario, che riposiziona Treviso sul contesto internazionale in un periodo turisticamente particolarmente interessante come quello delle Olimpiadi, e Treviso si presenta con un straordinario evento, per cui siamo pronti. Questo vuol dire tanto per la città, vuol dire tanto per il territorio, vuol dire tanto anche per il commercio. Ecco perché ci crediamo. Grazie Federico Capraro. Proviamo un attimo ad avvicinare Marco Goldin, che è nuovamente con un collega a cui proviamo a chiedere 2 minuti. Intanto, direttore, se hai davvero un attimo di tempo a nostra disposizione, vi vogliamo raccontare che è appena terminata una lezione magistralis proprio qui dal palco del Teatro Mario del Monaco, in cui Goldin ha spiegato, raccontandole proprio come se si trattasse di una lezione di storia dell'arte, almeno 20 delle 61 opere che saranno presenti al Museo Santa Caterina. Santa Caterina è la nuova sede delle mostre scelte da Goldin, mentre prima, ricorderete, la faceva da padrone il Museo di Casa dei Carraresi. 61 opere, 1 miliardo di euro il valore delle opere praticamente assicurato, questo è quello che abbiamo capito, ed è un percorso che parte a ritroso, cioè parte dall'astrattismo per arrivare a raccontare la pittura, quella più figurativa, e a realizzare il perché i pittori, diciamo, che hanno che sono stati grandi del simbolismo e dell'astrattismo, da dove hanno tratto le radici per la propria ispirazione e la propria pittura. Chiedo al collega se cortesemente, siamo in diretta su Rete Veneta, possiamo richiedere un passaggio a Marco Goldin in diretta con il direttore Luigi Baccialli, semplicemente per raccontare questo ritorno nella città di Treviso in cui lei di fatto ha lasciato il cuore. Sì, ho anche i miei uffici ancora adesso a Treviso, quindi il mio lavoro in ufficio lo faccio a Treviso. Certo, è bellissimo, è meraviglioso tornare a Treviso, e poi è stata straordinaria, devo dire travolgente, l'accoglienza di questa mattina con 700 persone in teatro per una conferenza stampa, il calore che c'era, il desiderio di vedere queste opere di nuovo, questo tipo di opere di nuovo a Treviso, quindi mi pare che il primo passo sia stato fatto con una cosa importante. Lei ha scelto di raccontarle queste opere in qualche modo per coinvolgere, no, anche i trevigiani con quella che è una sua passione di sempre, no, che è la storia dell'arte, ma non solo. Sì, devo dire che proprio al tempo della Casa dei Carraresi, quindi le mostre storiche per Treviso, alla fine degli anni 90 e ai primi anni 2000, avevo iniziato a raccontare la pittura nei teatri, cosa che poi ho continuato a fare sempre, anche a un certo momento in avanti, anche con spettacoli veri e propri, e per cui si capisce, c'era un silenzio veramente incredibile, ma devo dire che alla gente piace farsi accompagnare, no? E quindi se tu accompagni le persone in un modo non cattedratico, non inutilmente didascalico, ma coinvolgendo tutti anche dal punto di vista dell'umanità, dello spirito, così, della condivisione dei sentimenti, e poi hai a disposizione delle opere di questa bellezza e tanti capolavori, il cerchio si può chiudere bene. Dal 15 novembre? Dal 15 novembre a Treviso fino al 10 maggio del 2026. Grazie Marco Goldin. Direttore da Treviso Teatro Mario del Monaco, restituiamo la linea. Grazie molte ad Anna De Roberto e a Francesca Pezzo. Chiudiamo con una notizia appena arrivata. Sono state prese a martellate le vetrate di 2 supermercati di Vicenza. Non si è ancora capito se si è trattato di un tentativo di una spaccata oppure si parla di una ritorsione, di una vendetta. È tutto per oggi, grazie, appuntamento stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata, arrivederci.